il campanile. Guarda stavolta, noi neanche un cialbar e giusto. Oh, ciao, sono stati dalla fornace. Sì, stamattina a buon'ora. E cosa tu combinato ai madons? Allora, come d'accordo, 50.000 madon al prezzo di 1.700 lire in dote. I primi 25.000 hanno le consegne dalla prima quindicina di settembre. Gli altri 25.000 hanno li danno alla fine del mese. Per il resto, ogni 1.000 madons 34 lire. Pagamento. I primi 850 lire in drio de man. Per il secondo, una cambiale senza interesse con scadenza il 31 di dicembre 1907. Mi pare che mi così non potevi fare. Un chiato combinato allora? Hai domandato a parlare con Sguistero in persona, con Mondo il Pivezzo. E hai detto che la Chiesa di Bania aveva bisogno di madons per fare su il campanile e che in questo momento non ha tanti schei che ne fai bene, che il Signore tiene un posto in paradiso per chi che prega per lui e che le aiuta. Ah, sì, ho sentito che svelto a menare a mans come che ti sono svelto con la lenga, sta ora e il campanile sarà beldato in su. Grazie, grazie. Bon, adesso bisogna che si procureni la glera e il savalon. E se tu dici che Milio Chilin per andare a Portulon all'Anna Busa. Te che ti conosci so solo, prova ad andare a parlare. Bene, se è perché dopo il get, all'estate che tira fuori glera, ma che la si fa pagare. E dopo Mario Chilin tira fuori gleron e glera. L'hanno reit per tamisare glerin, ma non niente per fare savalon e sabbia fina. Allora tu ci andare a parlare con che di Portulon. Milio e il Madita, che tenkel de Portolan, hanno trovato una busa di glera e di sabbia fina. Ah, non sarà tanta, ma coventa. Osteria, sta chi non la sapevi? Bisogna andare corsa a domandare prima che la finisci, chissà se ne la danno. Beh, con tutto il piacere che abbiamo fatto, e abbiamo profitato con cieca per una bevuta. Beh, una bevuta, ti che più tra una giornata una pastina di vino, non sta dismitiate. Che è una 6 tintor. Senti come che vado bene. Gli danno una mano a mascherina, fa su la casa in colomia. Sì, ti danno una mano sulla casa, ma te ne stai mano, ti che mangiato. Dove lo fa? È un dindià. Ne costa caro anche. Sì, ma è buono. Sì, buono. Io mi immaginavo fatto ancora per femmina, è un buon perché la fa ancora un piatto. E la devi per domani. E la devi per attraverso. Lo capo. Dai mo, smettila. Tomare battecola, tu finita il tsunami in tutte per due. E hanno lavorato come un mus. Non può dire di no. Buon, dai, venga avanti allora, vai, avanti. Va avanti. Va avanti allora. Dopo de misdì a Puturlon. Buongiorno, signor Del Colle. Posso avere il piacere di parlare? Ma prima di tutto, come sta la famiglia? No, grazie. Te vedi anche ingrassato? Sapete che sono i grandi signori di Puturlon? Sì. Sì, come sta tu? Come mai venuto via per qua? Mi stai bene un notte, grazie, manco un malotto, sono davanti. Ma lei il prete di Bania, che passando per al di sotto, l'ha visto che aveva sbancato un fiato di chiara. E siccome la Chiesa di Bania a chi serve ancora un fiato di savolone e sabbia fina per cominciare a tirare sulle fonde del campanile, mi ha mandato a domandare se ne ha detto un puzza per cominciare il lavoro. Hai capito.
Ma mi da Besou non posso sapere nessuna decisione. Perché ad anni una manga sbancata è venuta a dentro a flum, a da tirare su 2 casi. Bisogna che siete a che altri. Aspetta che torni a cattere una meduruta. Tu mi raccomandi, perché il preti ha la dita messa grande. Cosa? A messa grande? Sì, con le mani in alto, la dita che con l'aiuto dei angi in tal cielo e con le buonanime della dente Pluturlon e spera da tirare su un posto dove la maladenta prea per lui. Dominus vobiscum. Con l'aiuto degli angeli dal cielo e delle buonanime della dente purturlon in terra, se podaghi a nostro Signor e a tutta la gente de buona volontà, un posto una via prea per lui. Cosa? A messa grande? Sì, te lo senza te che dire in cui che la dente ha bisogno di buoni consigli e di bei esempi. Che da Puturlon avranno deciso cosa fa. Che de Bania hanno domandato Savalon per tirare sul Ciampanelli. E Ciampanelli? No. Se gli dicendo sì, può dire avvio al Savalon che la glera e anche tutte le radicelli su quel ciampo. No, non potrei dire niente di no. Sarei come sono fatti che de Bania. Ne ha fatta anche a piacere. E dopo tu sai come che l'è fatta la gente Bania. Se ti gli fa un tuart al sopreti, a dopo te sbiffi. Aspettai, mi sono spiegato male. Hanno andato a tirare su tutte i Ciampanelli. Hanno a tirare su Doma le Fondis. Ah, se è così, allora cambia la storia. Se che da Flum avesse avuto l'impresta poast, se poteva dire di passare dopo che noi avevamo finito. Anime, aspettai. Hai trovato la soluzione. Anche di te, qualche che den l'ordine, a poi venire cioè che poi portare via in 24 ore. Avuto il permesso, i fabbrizieri sono tornati a Bania e sono corretti perduti i casi avvertire la den che venga il permesso per il Savalon. E da quando che ne disi da lì, vende essi tutti pronti per ciò tutto quel che possono portare via in 24 ore. Che da Puturlon la mattina dopo, davanti alla busa svolata. Li hanno portati via, tu? Lo dicevi io, che da Bania ne le cavi tutta la glera. Me la sentivi che con quei da Bania non le den passassi. Mostro di un tanquan, adesso te mette a plandi. Te doveva dire di no, quando che te l'hai detta a me. È sempre stata che da Bania a te la fanno sotto il naso. Sono come le puianis. Ma chi poteva immaginarsi che venivano qui come le formiche? Le hai visti me verso sera, ma ormai non era più nulla da fare. Era una sdrummaria di dentro, da qua fino in fondo a stradone. Ma dove qui sarabanza sono dignori, ma anche qui Charles, le birocce, i carioli da stalla, i carezzi da fen. Non sa che le femmine venissero con i mastieri e i teci. Ora non la sanno più neanche le lacrime per plande. All'estate così che da Bania hanno potuto procurarsi una buona scorta di materiale per attaccare a fare i fondi col basamento fino alla prima cornice, dove hanno cimentato la famosa pergamena con suo scritto
questo campanile è stato costruito qui. E delle buonanime della dente Purturlon in terra, se può dare a nostro Signor. Dove guardo? Guardo le sante? Guardo so? Guardo lì? Guardo basso? Vai. Vai Giordano, la messa grande. Da messa grande? Sì. L'Ecclesia Albania che serve ancora un pochettino di savalon e di sabbia fina per tutti i piatti lassù le fonde. Dite poi? Aspetta. Torna a fare. Fai tu. Il registro di chi conferiva, di chi andava alla macina. Chi è? Del Collino, il mio nonno, Giordano, io, 43 kg, pensati. Pesavi tu 43 kg? No! E tu, cambiato che l'altra, te aveva da dirgli di no prima, quando che te l'hai dita a me. E chi poteva immaginarlo? No, stop. È sempre stata. Ah. Aveva detto, è sempre stata. La ricordi? Sì. Dai, via allora, mostro di un tanquan. Ah, mostro di un tanquan, te doveva dirgli prima di no. Te doveva dirgli no prima. Parla da qua. Te aveva da dirgli di no quando te ha dita a me. Così. E chi poteva immaginarsi? Che io non mi ricordo più. Andiamo? Ah sì, ma chi poteva immaginarsi? Ah sì. Chi come li formi? A chi poteva immaginarsi? Azione. No, aspetta, è sempre stata che da Bania. No, la galera la ven dopo. Lo so. Dai, proviamoci. Nada dita a lui. Stai girando? Bene. Ok, attenzione. Una gran che Ecco, adesso iniziamo le riprese dell'ultima scena, vi facciamo vedere Ah, proprio l'ultima. l'ultima, la fine.